Chiedo subito a voi due, giovedì ci sarà l'insediamento, giovedì, venerdì, più o meno giovedì l'insediamento. Ieri sera c'è stata a Catanzaro la Kermesse del Partito Democratico con Zingaretti, Graziano Di Natale, che impressione hai avuto? Intanto una impressione in cui il Partito Democratico tende a riorganizzarsi. Zingaretti è sceso in Calabria a ringraziare Pippo Callipo per l'apporto e il supporto che ha dato ai candidati. Tu sei stato eletto io resto in Calabria, quindi strettamente collegato a Pippo Callipo, perché Callipo nella fase antecedente alle candidature ha scelto la mia persona per rappresentare il... Tu non sei iscritto nel PD? Io come? Non sei iscritto nel PD? Io sono iscritto al PD, però al di là di questo la rappresentanza all'interno della lista del Presidente serve proprio per dire che Callipo ha scelto tra gli amministratori quelli che potevano avere più rappresentanza territoriale, e io ringrazio anche Pippo per aver pensato a me. C'è una fase in cui adesso, subito dopo la sconfitta, è necessario riorganizzarsi al di là del Partito Democratico, però c'è anche una considerazione da fare, che la lista civica del Presidente Io Resto in Calabria prende una cosa quasi come l'8%, con 3 consiglieri regionali più il Presidente Callipo, quindi c'è anche... Ti ha convinto Zingaretti ieri in questo progetto, che è chiaro il progetto o è ancora in fase embrionale? No, in fase embrionale, poi diciamo che subito dopo la sconfitta tante cose devono essere, diciamo, viste, riviste. Quanto c'era di presenza di vecchio PD ieri in questa... Poco, molto poco. Molto poco, ma al di là della presenza del vecchio PD comunque bisogna ripartire, e la ripartenza non può essere sicuramente affidata a coloro i quali hanno causato la sconfitta, o meglio dire sono stati artefici dei 5 anni di governo in cui alcune cose sono state fatte ma tante altre no, e hanno portato a risultati. Tu non hai mai parlato della precedente esperienza di Oliverio Presidente della tua campagna elettorale, no? Io hai quasi cancellato quella... Non ne ho parlato perché ritengo che quella sia stata un'esperienza superata. Prima della mia candidatura avevo però detto che era necessario che Oliverio facesse un passo indietro, perché comunque lui ha avuto tanto dalla politica, era necessario che desse qualcosa alla politica. Oggi c'è una fase in cui bisogna ripartire, riserrare i ranghi e soprattutto costruire su un progetto. Ancora il progetto non lo vedi, insomma. Ecco, però bisogna comunque ripartire. Una sorpresa è stata la tua elezione, o no? Ma sicuramente... Ti aspettavi di essere più votato? Ma diciamo che è un progetto che parte da lontano, insomma il mio impegno in politica è ormai presente da 8-9 anni. Consigliere comunale, sei ancora consigliere comunale? Sono stato presidente del Consiglio Comunale. Adesso poi lascerai anche... il Consiglio Comunale? Sì, adesso lascerò il Consiglio Comunale. Quindi sì. Poi in Consiglio Provinciale? Consiglio Provinciale, poi abbiamo anche fatto una lista a queste ultime provinciali dove abbiamo eletto un amministratore dei Casali del Manco, quindi diciamo che è un progetto ovviamente che parte da lontano, per cui mi aspettavo un risultato buono. Certamente così non pensavo poi di essere, magari di poter essere il primo eletto in Calabria, questo ovviamente... Tu rappresenti la componente Fitto, no? All'interno sì, del io sono entrato nel Partito dei Fratelli d'Italia insieme a Raffaele Fitto. Ma sei tesserato nel Fratelli Sì, d'Italia? sono tesserato. Abbiamo sostenuto lui e altri candidati alle europee. Fitto è stato eletto in Parlamento e anche il co-presidente del gruppo dei parlamentari dei conservatori e riformisti. E quindi poi ci siamo messi al lavoro per il progetto della regione, e devo dire che lo abbiamo fatto forse come una delle poche liste che non aveva consiglieri regionali uscenti, quindi eravamo tutti candidati per la prima volta, e credo che il risultato sia stato comunque un risultato importante. Senti, perché è stata messa in dubbio la tua eleggibilità? Ma questo lo chiedo anche io, onestamente. Io personalmente ho fatto tutto quello che era previsto dalla legge prima di accettare la mia candidatura. Su questo siamo ovviamente tranquilli e sereni. Probabilmente c'è stato un tentativo, e poi in realtà è stato questo onorevole Sapia che ha diffuso questo comunicato,
senza oltretutto allegare alcun documento che diciamo, potesse comprovare, no? Una qualsiasi sospetto anche. E onestamente credo che sia stato fatto magari per spostare l'attenzione degli elettori in questa fase poi importante in cui si dovrà anche poi lavorare alla composizione della squadra di governo. Mi viene da pensare questo perché non c'è null'altro, quindi su questo siamo tranquillissimi. Senti, quanto ha inciso tuo padre, l'esperienza di tuo padre, i voti di tuo padre in questa tua affermazione? Ma certamente diciamo, la presenza di mio padre intanto ha inciso da sempre nella mia carriera politica perché non soltanto come apporto numerico ma intanto come apporto di esperienza politica, l'averla respirata da sempre diciamo, in casa. Io poi per la verità mi sono avvicinato tardi perché prima mi sono laureato in ingegneria, ho iniziato anche a seguire un po' le nostre attività, però poi ho voluto, con questa passione che nutrivo, ho voluto poi mettermi in campo alle prime comunali nel 2011 e poi da lì diciamo, è partito un impegno sempre più... Quindi non è una cosa così, un'esperienza, ma ha un percorso, ha un progetto, ha un obiettivo. Sì, c'è un progetto, no? Ovviamente c'è anche tutta una serie di... una squadra nuova anche di amministratori rispetto a quelli che magari storicamente erano vicini a mio padre, c'è un progetto anche se vogliamo generazionale ripeto, di amministratori, professionisti, imprenditori che hanno creduto in questo progetto insieme a me e che con entusiasmo hanno portato avanti questa campagna. Non ti fermerai in Consiglio regionale, diciamo? Diciamo che l'ambizione è quella... Ormai la politica è... Sì, sicuramente la politica, anche se io sono uno molto pragmatico, cioè per me la politica deve essere poi risposta nei territori, cioè allora se questo avverrà e noi saremo in grado di darle queste risposte che i territori chiedono a gran voce, allora è chiaro che questo mio percorso, perché poi nonostante la mia volontà di continuare ci deve essere qualcuno pronto a continuare a votare, a sostenere. Se questo progetto andrà avanti sicuramente anche il mio percorso a sostenere. Di Natale lascerai il Consiglio Comunale di Paola? Stiamo valutando anche perché a Paola io rivesto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, quindi è chiaro che bisogna fare delle valutazioni perché poi c'è una bella squadra di ragazzi nella città di Paola con assessori, consiglieri comunali, quindi nelle prossime ore valuteremo il da farsi in modo anche da allargare un pochettino ad altri lo spazio di rappresentanza istituzionale. E stessa cosa vedrò anche di verificare in provincia perché sono anche consigliere provinciale, quindi però è necessario comunque allargare e dare a tutti la possibilità di dare un contributo nell'attività politica. Senti, tu hai già sfiorato diciamo, la candidatura alla Camera quando Renzi era segretario del Partito Democratico, venne a Paola e tu parlasti un po' con Renzi proprio in quell'occasione ed eri pronto a sostenerlo e a metterti in gioco, o ricordo male? Sì, no, Renzi mi chiese la disponibilità per una candidatura alla Camera, in quel momento io accettai, però poi le cose sono andate come tutti sanno. Ora però si lavora a questo impegno gravoso che c'è in Regione, abbiamo di fronte 5 anni di opposizione e in questi anni dobbiamo costruire l'alternativa. Ecco, a me piace dire che sono impegnato a costruire un'alternativa al centrodestra e recuperare quanti sono scontenti dal modo in cui in questi anni è stata fatta la politica in Calabria. Ieri Zingaretti ha detto che il centrodestra ha rubato i voti. L'hai sentito questa cosa? Sì, ho sentito, ho letto anche una risposta della nostra come lo hai metabolizzato questo? Ma non bene, onestamente è fuori luogo, così come lo ha definito anche la Santelli, perché intanto era nell'area che il centrodestra potesse vincere queste elezioni anche bene. E poi ci sono i dati dei candidati in tutte le liste, quindi onestamente mi sembra davvero strano. Una caduta di stile. Una caduta di stile e probabilmente anche un modo per, non so, per
giustificare questo tonfo elettorale, non so, cercare quasi una giustificazione così a caldo di quello che è avvenuto, perché non voglio pensare ad altro, perché diversamente accusare di aver rubato i voti io ritengo che Zingaretti volesse dire che comunque il riferimento era a Salvini, comunque si è diciamo, la circostanza in cui in Calabria si viene spesso a chiedere i voti e poi non si ritorna a rappresentare da parte dei leader nazionali il territorio, quindi i calabresi. Penso che le dichiarazioni di Zingaretti siano diciamo, in questa direzione. Dicevi? Poteva? No, poteva esplicitarlo eventualmente, che era riferito in particolare a un partito, quello della Lega. No, però ai leader io credo che lì, ritengo ai leader nazionali. Questa è una cosa quindi anche alla Meloni. Certo, generalizzato. Ma è un no, fatto. Questo potremmo dirlo anche noi riferito ai leader del centro-sinistra. Diciamo, questa è una circostanza che anche io in Calabria, in campagna elettorale, per quanto riguarda le elezioni regionali della Calabria, ho detto, nel senso che molto spesso i nostri diciamo, rappresentanti nazionali vengono in Calabria per poi dimenticarsene negli anni successivi. Capita, ma questa è storia della politica, non è storia delle elezioni regionali. Io credo che le elezioni regionali, così come anche le amministrative, sono elezioni molto legate invece anche ai candidati. Il ruolo dei leader sicuramente incide, che c'è stata anche una buona percentuale di voti dati solo al partito. Onestamente poi saranno i fatti, no, a dimostrare se poi credo che sia anche un'offesa nei confronti dei cittadini che hanno votato andare a dire che questi voti li abbiamo rubati. Quindi questo nuovo PD nasce con questa... No? Con questo questa ripartenza ecco, un po' aggressiva, un po'... No, onestamente non so come intendano riorganizzare, ci sarà tanto lavoro da fare davvero lì, perché poi è un PD oramai c'è tanto lavoro da fare da questo lato per ricostruire, ripartire, c'è tanto lavoro da fare da quel lato per partire. Noi adesso dobbiamo, sì, esatto, dobbiamo rispondere con le azioni. Diciamo, il lavoro è da ambedue le parti, anche perché governare la Calabria non è semplice. Io mi auguro che il centrodestra riesca a governare i tanti problemi che affliggono la nostra regione, però immagino che comunque nella complessità del quadro politico e nella complessità dei problemi della Calabria, comunque anche la coalizione di centrodestra non diciamo, riuscirà per lungo tempo a mantenere questa... Cioè nel senso che parte già con un handicap, che cosa? No, voglio dire che la coalizione di centrodestra... Forse si riferisce che storicamente da quando esiste l'ente regione certo, c'è questa assolutamente sì. alternanza. Mi riferisco al fatto, ti chiedo scusa, parlo di sopra, che governare la Calabria già di per sé non è facile. Adesso tocca che il centrodestra diciamo, governi, ma in questa prima fase è chiaro che c'è la luna di miele. Andando avanti noi staremo lì a vedere cosa sapranno fare. Cioè prefiguri all'interno della coalizione una fibrillazione? Certo. Perché non vedi coesa questa? Io vedo, diciamo, intanto che nei nastri di partenza, al di là di Luca, con il quale ho un bel rapporto di amicizia, ci sia stata diciamo, un agglomerato in cui si sia imbarcato di tutto pur di vincere. Non dimentichiamoci che dal centro-sinistra alcuni consiglieri regionali uscenti, alcuni dei quali anche con incarichi di governo, sono stati candidati al centrodestra, ma è nel gioco delle cose, ci sta, quindi capisco che ci possono essere delle fibrillazioni. Onestamente non ho la vittoria, però voglio dire. La vittoria è stata schiacciante, quindi questo diciamo, al di là dell'apporto di qualche candidato che magari poi non è riconoscendosi più nel progetto di Oliverio ha deciso di candidarsi dall'altra parte, ma è chiaro che come? Non sono stati e poi non sono stati neanche eletti, quindi io invece credo che ci sia una squadra di governo di consiglieri regionali valida. Ovviamente governare questa regione non è semplice, chiaramente dare risposte oggi rispetto ai 5 anni di Oliverio credo sia facile, perché lì davvero si è rimasti fermi un po' in tutti i settori, quindi sarà importante ripartire. Peraltro non è stato approvato il bilancio, ricordiamo che
Oliverio ha rinviato queste elezioni il più possibile. Sì, adesso siamo in esercizio provvisorio. Sicuramente non ci hanno lasciato le condizioni migliori per teniamo partire. Conto però voglio dire, io sono convinto che intanto il Presidente Santelli saprà creare una squadra di governo capace, la migliore possibile. Io mi auguro che sia politica, proprio per differenziarsi già dal primo momento rispetto un po' alla gestione di livello. Un giro di pausa per i tecnici, ti prevedi tu? Assolutamente, bisogna che i ruoli, gli assessorati ritornino in capo alla politica, anche perché siamo noi che siamo andati in giro nei territori, abbiamo visto insieme ai nostri amministratori, sindaci, vice sindaci, consiglieri comunali, quelle che sono purtroppo le tante necessità che nei comuni da anni ormai ci sono, per cui credo che l'interfaccia diretta di chi poi deve venire in regione debba essere proprio il politico di riferimento, come è giusto che sia. Poi, per il ritorno alla politica penso che siamo tutti quanti d'accordo, però volevo porre questa riflessione. Quando si parla di alternanza al centro-sinistra non si deve sottacere un piccolo passaggio, che nell'ultimo periodo del governo Oliverio di centrosinistra la maggioranza di centrosinistra è stata retta da consiglieri regionali di centrodestra, cioè c'è stata una commistione e una condivisione dell'ultimo pezzetto del governo. Cioè, è una cosa che lo sanno i più, lo sanno i calabresi. Allora io sorrido quando si dice noi siamo alternativi al centrosinistra, ma in alcune circostanze centrosinistra e centrodestra hanno governato insieme. Allora ritorno a bomba a dire che io lavoro per ricostruire una vera alternativa che abbia una propria identità e che possa davvero dare un'alternativa ai calabresi, per dire c'è una nuova area, soprattutto con tanti dirigenti e tanti amministratori, su questo sono d'accordo con lui, che devono essere ripresi dai territori che purtroppo sono stati abbandonati da una certa politica, e per certa politica non mi riferisco solo al centrodestra, mi riferisco anche al centrosinistra. Che dici? Ma intanto, ripeto, secondo me invece la squadra di consiglieri eletti ci sono... unico no? Mi pare che il riferimento è una sorta di partito unico. I fatti dicono che in Consiglio regionale centrodestra e centrosinistra hanno votato insieme. Ci sono state alcune pratiche, ma il bilancio non è una pratica. Come spesso succede anche nei consigli comunali, voglio dire, ci sono alcune pratiche dove comunque si possono trovare le convergenze, ma questi sono più, diciamo, dettagli legati a singoli provvedimenti approvati poi in Consiglio regionale. Rispetto invece alla prospettiva di governo di questo nuovo Consiglio regionale, che vede oltretutto tanti nuovi amministratori, anche a Cosenza c'è il Presidente del Consiglio Comunale Caputo che è stato eletto, anche lui giovane, sono io, quindi credo che anche questo possa portare intanto una ventata di novità. È chiaro che poi bisogna mettersi al lavoro e il mio auspicio è che possa essere, ripeto, politica, perché l'esperienza dei tecnici l'abbiamo vissuta e è stata onestamente negativa. E poi ci vuole, io spero che questa vittoria in Calabria, anche se poi si è persa in Emilia, ricordiamo che a giugno si voterà in altre regioni, ma possa essere anche determinante per dare una spallata al governo, perché poi non dimentichiamo che al governo purtroppo c'è invece un accordo fra i 5 Stelle e il PD, e io credo che se invece ci fosse un governo di guida centrodestra, insomma, ci potrebbe essere anche una maggiore collaborazione e maggiori risultati poi anche. Tenete conto che la Lega in Calabria non ha sfondato, in Emilia ha perso, e ritengo che il fenomeno Salvini stia scemando, nel senso che non ha dato quell'impulso. Però stiamo crescendo noi, diciamo che la destra sociale, la destra sociale. Ma io non è una destra sociale, Fratelli d'Italia chiaramente è un partito che ha origini sicuramente di connotazioni centrodestra marcate, però io direi oggi destra più che centrodestra, però voglio dire, oggi la Meloni e questo partito, anche la presenza stessa di Fitto, no? Che proviene comunque da esperienze politiche diverse, l'ingresso nostro che siamo sempre stati del centrodestra, ovviamente ha voluto allargare il campo di questo partito, per cui è chiaro che... per renderlo più appetibile? No, ma per abbracciare intanto un elettorato
più ampio e che possa dargli la possibilità poi di incidere nel governo. Aspettavate qualcosa in più in termini di... No, in realtà no, perché noi abbiamo rifiutato tantissime candidature, questo abbiamo fatto noi in percentuali siete particolare. al 12? Noi avevamo candidati che potevano essere candidati che provenivano dal centro-sinistra, questo non lo abbiamo fatto sostanzialmente nelle liste e abbiamo rinunciato a tanti voti, però poi alla fine il risultato è stato ottimo. Direttore, io volevo fare una riflessione insieme a voi. Il risultato della lista civica Io Resto in Calabria, che prende una cosa come l'8%, significa quindi che supera i 5 Stelle, che supera Tanzi, che supera anche la seconda lista del Partito Democratico, che supera delle liste del centrodestra, significa che comunque è necessario Basta aprire, che non eravate nel PD e vi votavano, questo significa che comunque è necessario per ripartire aprire il centrosinistra alle esperienze civiche, mi pare che questo sia un segnale. E insieme al Presidente Callipo noi ragioneremo per dare corso Ma andrete tutti però nel gruppo del PD? No, noi faremo il gruppo Io Resto in Calabria. Sì. Noi faremo il gruppo Io Resto in Calabria, ma non solo per un fatto funzionale del Consiglio regionale, ma perché diciamo, si sta discutendo di cercare di ampliare il raggio d'azione di Io Resto in Calabria nel territorio per dargli anche una fisionomia più concreta. Ma io credo che alla fine forse farete parte di un solo unico gruppone. No, lo escludo, lo escludo pure io. Io lo escludo, Io Resto Calabria avrà un anche gruppo... un motivo legato alla presenza in Consiglio, diciamo, assolutamente diversificata. Sì. Voi avete il vostro gruppo? Noi avremo il nostro gruppo, perché poi siamo in 4 che siamo stati eletti, sì. Una a Cosenza, una a Catanzaro, 2 a Reggio, diciamo che Reggio ha avuto un po' come Io Resto in Calabria, noi siamo anche in 4, quindi sceglierete il capogruppo, sì. E che avrà un ruolo di capogruppo, poi non potrà ambire ad altro, insomma. Assolutamente no? Sì, ma ci sono delle fasi in cui si sta discutendo, almeno da noi. Sentite, ma secondo voi l'ingresso in Consiglio regionale, siete 2 giovani, quante possibilità di manovra avrete all'interno della macchina poi politico-amministrativa, Consiglio regionale, i partiti, Intanto adesso credo si lavorerà subito dopo la proclamazione alla squadra di governo. Ovviamente insomma, la mia esperienza anche politica in Consiglio mi dà la possibilità, ambisci a qualcosa, insomma. Mi dà la possibilità di ambire a un ruolo, sì, credo che sia giusto nei confronti anche dell'elettorato che ci ha sostenuto, ma soprattutto perché se vogliamo incidere e dare concretamente delle risposte dobbiamo essere anche investiti di questa responsabilità. Cioè non metti nelle mani del partito la scelta, no, io la rivendico. Io chiaramente rivendico un ruolo sulla base del suffragio universale, credo che sia legittimo, no? E sia legittimo anche aspettarselo da parte dei miei elettori, ovviamente sentendo il partito e valutando ciò che il partito ha in mente. Ovviamente lo faccio principalmente perché se poi sarò io che sono stato eletto, devo dare un segnale e dare delle risposte nei nostri territori. Esatto, poi se viene messo qualcun altro poi chiaramente non è la stessa cosa, questo credo sia corretto. Anche tu la pensi così? Intanto, io penso che intanto l'esperienza di entrare all'interno dell'Assemblea legislativa della Regione Calabria è un'esperienza esaltante per chi si accinge la prima volta a rappresentare i calabresi. Poi il ruolo è un po' come i giocatori di calcio, nel senso che ti mettono in campo, se sai giocare il mister ti tiene titolare, se no vai in panchina. Che cosa voglio dire? Bisogna dimostrare nel campo di saper interpretare il ruolo, di sapere cogliere le istanze dei cittadini. Io sono stato il più votato della lista dei Resti in Calabria, della mia, non solo della mia circoscrizione, delle 3 circoscrizioni. Ma per questo rivendichi allora anche tu? No, io non rivendico, io do la mia disponibilità a una postazione di visibilità, ricoprire un ruolo di rappresentanza come è giusto che sia, fermo restando che siamo una squadra e si ragiona da squadra. Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store
e scarica la nostra app. Torniamo in diretta. Certo, quando però c'è l'esordio in Consiglio regionale bisogna poi, no, capire tante cose, i meccanismi, perché poi non è tutto così semplice, automatico. C'è un gioco di equilibri, di squadra all'interno dei partiti, tra partiti, all'interno delle coalizioni. Non è proprio una passeggiata, no. Assolutamente, è un ruolo di grande responsabilità, di grande impegno. Già averlo conquistato è un motivo di soddisfazione, no? Assolutamente sì, di questo che non è scontato che uno si candida e viene eletto. No, anzi io devo alla fine essere intanto grato anche al partito di avermi candidato in questa lista, che era anche molto ambita per la verità, perché alla vigilia si sapeva che era un partito di crescita. Se avessero saputo che prendevi tanti voti non ti avrebbero No, quello che dispiace è che magari si poteva prenderne un anno, e per pochi voti non abbiamo preso il secondo, e forse lì bisognava pensare di candidare qualcuno anche distribuendoli meglio all'interno della provincia. Senti, Salvini, la Lega dice che chi dovesse essere chiamato a ricoprire il ruolo di assessore deve dimettersi dai consigli regionali. Tu sei d'accordo? Ma in realtà, onestamente, questo è un regolamento interno loro. A mio avviso no, perché di fatto poi io non lo farei neanche in Consiglio Comunale, cioè fosse per me modificherei la legge in generale e direi tutt'al più una sospensione, cioè mi sospendo da consigliere, vado a fare l'assessore, nel momento in cui viene meno la fiducia e il Presidente ti può sfiduciare in qualsiasi momento, io ritorno a fare il consigliere. Questo perché sennò paradossalmente si potrebbe stravolgere il volere popolare, quindi ovviamente nella precedente legislatura, comporta anche un aumento dei costi. Nella precedente legislatura, quando si parlava di modificare la legge elettorale, erano state individuate queste figure del consigliere supplente, sì, no? Esatto. Il consigliere supplente, come va in questa direzione? No, è esattamente questo, cioè ti sospendi. Questo, ripeto, comporta un aumento dei costi ovviamente, però credo che sia nel rispetto della democrazia, perché se anche nel Comune di Cosenza è avvenuto spesso che magari tanti primi eletti sono stati nominati assessori, poi defenestrati, di fatto tu ti trovi poi un consiglio che non è quello eletto dal popolo, paradossalmente. Quindi tu dici, non sono d'accordo sulla... Non sono d'accordo, non così, no. Che ci sia la necessità di cambiarla comunque la legge regionale elettorale è necessario, anche perché nel momento in cui si fosse pensato di applicare il voto disgiunto, qui era tutta un'altra partita, era tutta un'altra storia, cioè, come la stessa cosa dell'Emilia, per cui bisogna lavorare, era tutta un'altra cosa a favore nostro, Luca, con tutto onestamente non è così, era tutta un'altra partita, perché sappiamo insomma che le 6 liste che hanno consentito al centrodestra di vincere hanno trainato anche il presidente, che non aveva lo stesso trend delle liste, a differenza del presidente Callipo. Però non è d'accordo. Detto questo, addirittura c'è stato un sondaggio, mi pare che era intorno però i sondaggi alla fine sono stati ci siamo ritrovati nei numeri. Però detto questo, è necessario mettere mano alla legge regionale, perché bisogna dare la libertà al cittadino di scegliere il presidente, di scegliersi il consigliere, un po' come avviene in Emilia, cioè la Calabria come al solito fa storia a sé e fa risultati a sé anche. Sarebbe stata un'altra storia. Onestamente però, voglio dire, la logica del voto... Io sono sicuro che sarebbe stata... Se fosse stata un'altra storia, sarebbe stata un'altra storia? Assolutamente no, io sono convinto. Io credo proprio di sì. Il nostro candidato... Questo dissento categoricamente. Io non ho visto grandi entusiasmi attorno alla candidatura di Callipo, che peraltro non era una nuova candidatura, perché lui è già stato candidato altre volte, per carità, come imprenditore non era questo, è imprenditore valido, però onestamente non mi sembra che abbia, come dire, esaltato gli animi degli elettori in campagna elettorale. Sì, ma nella stessa cosa possiamo dire della Santelli, Sì, la Santelli l'ha esaltati solo diciamo con goliardia. È una figura sicuramente giovane, una donna comunque dal profilo politico 10 volte superiore a quello di Callipo, comunque ricordiamo il ruolo politico che lei ha sempre rivestito,
il e ruolo, non soltanto nel partito, poi voglio dire, è una donna che sì, ha però grandi... la Santelli è stata artefice per decenni del governo di questa regione. Non ci dimentichiamo che è stato parlamentare di maggioranza ed è stato sottosegretario al Mezzogiorno, al lavoro e alla giustizia. Cioè, la Santelli non è una novellina della politica, ha contribuito negli ultimi 20 anni a governare i processi politici. Io credo che non ci si regione. possa improvvisare politici e quindi anche addirittura essere governatori di una regione senza mai aver avuto un'esperienza vera politica. Oltretutto lei in questo momento in Calabria paradossalmente, quando si è puntato ad amministratori di lungo corso come Oliverio, da cui onestamente nessuno di noi si aspettava poi un risultato così negativo, perché lui ha rivestito tutti i ruoli, è stato presidente di provincia, è stato ministro, è stato deputato, è stato, diciamo, grande conoscitore dei territori, dei sindaci, eppure ha deluso. Quindi paradossalmente una figura, se vogliamo terza, che non è mai entrata direttamente nella gestione, potrà far valere, intanto punterà secondo me su una squadra davvero competitiva, politica, e poi saprà far valere le regioni della Calabria a Roma, perché poi lì bisogna avere la forza di andare a bussare, non minacciare di incatenarsi, oppure avere addirittura un partito contro praticamente nell'arco dell'intera legislatura. Quindi onestamente noi partiamo da una condizione decisamente più favorevole. È nata contro ma io parlo diciamo di dati, è stata vice sindaco della città di Cosenza. Poi quello che è chiaro che il centrodestra vincente, c'erano più candidati che ambivano, voglio dire, Mario Chiuto sicuramente era uno di quelli che poteva rivestirla anche con grande... E poi c'è una stortura di molti accusano Occhiuto del dissesto del comune di Cosenza, esentando il vice sindaco che era la Santelli. Poi questa spiegazione io o la Santelli ha fatto il vice sindaco giusto per farlo, o comunque se ne vuole esentare. Bisogna capire anche i motivi che hanno portato al dissesto, che comunque attengono alla gestione amministrativa alla gestione delle ereditate, perché noi vabbè, ma non vogliamo dire che è sempre colpa dell'altro. Se permetti, io sono arrivato nel 2011, noi abbiamo aderito a un piano di riequilibrio, ma noi abbiamo aderito a un piano di riequilibrio finanziario, perché noi avremmo dovuto dichiarare il dissesto. Paradossalmente forse sarebbe stato anche meglio, ma se lo avessimo fatto non avremmo potuto in questo momento... In questa amministrazione c'era la Santelli che era vice sindaco. Poi lei è entrata agli ultimi 2 anni, quindi lei non c'è stata. Quindi c'è una gestione. Nei 5 anni precedenti, quindi vedi non sei informato, però non è un problema. Perché lei non c'è stata nei primi 5 anni di governo, lei è entrata negli ultimi 2 anni, quando ormai, voglio dire, il grosso, diciamo, era stato assolutamente vabbè, dai, non è una giustificazione. Ma poi voglio dire, credo che non sia questo il tema. Il tema oggi è avere una figura... Il dissesto quindi viene da lontano. Il dissesto parte da lontano, il comune di Cosenza. Noi siamo arrivati al comune di Cosenza con un comune super indebitato. Conto che Occhiuto ha già 2 consigliature. E poi nonostante tutto però, voglio dire, sono stati anni in cui il comune di Cosenza, questo è riconosciuto dall'intera provincia, ha messo in campo tutta una serie di opere, di investimenti importanti nella provincia di Cosenza. Sono stati anche commessi degli errori, però voglio dire, di base Mario Chiuto sarebbe stato anche un ottimo candidato alla guida del centrodestra. Io sono uno di quelli che per la verità l'ho anche sempre sostenuto, nonostante un periodo diciamo, in cui fra noi c'è stata una distanza. Dopodiché però lo abbiamo subito recuperato. Una distanza una distanza marcata, forte, molto ma forte. legata diciamo, più a fatti di natura partitica probabilmente, che non poi diciamo, di natura diciamo, amministrativa e di fiducia poi anche rispetto alle persone. Insomma, è stata più una scelta politica in quella fase. Ma vabbè, questa è una valutazione che... Però ripeto, sulla figura di Iole Santelli, io ritengo... dico, mettiamola alla prova questa donna. Sì, ma infatti, paradossalmente, ripeto, la novità è che finora abbiamo avuto sindaci, presidenti di provincia, e hanno fallito tutti. Adesso abbiamo una figura che non è mai entrata nelle gestioni, in grado di battere il pugno a Roma. Scusami Luca, non è così.
perché intanto abbiamo avuto un'esperienza di Oliverio, sindaco, parlamentare, presidente della provincia. Adesso facciamo questa esperienza della Santelli, vice sindaco, parlamentare, sottosegretario, scusa, sottosegretario. Non stiamo mettendo una, diciamo, che non è avulsa dal contesto politico calabrese, stiamo mettendo alla guida della Calabria uno dei protagonisti della politica di giudicare. E infatti fra 5 anni giudichiamo, ma io infatti credo che ce lo dobbiamo augurare noi da calabresi, insomma, che intanto che si possa fare molto meglio di governare i processi difficili che ci sono in Calabria. Però ritengo che rispetto a questo mio augurio ci siano dei problemi, in quanto nella coalizione di centrodestra c'è un agglomerato, io lo chiamo, che comunque è stato messo in piedi per vincere ed ha vinto e che avrà sicuramente dei problemi. Questo non ho la sfera di cristallo, però io ritengo che poi andremo alla prova del no. 3 sono liste di partito, le altre sono liste riconducibili anche ai partiti, non mi sembra che ci sia nessun agglomerato. No, assolutamente. Sono state nelle liste però sappiamo, tutti i consiglieri ci mancherebbe altro, validissimi e molti anche nuovi, quindi io credo che i presupposti per partire anche facendo un buon lavoro ci siano tutti. Poi noi siamo lì a fare le sentinelle. Voi farete le sentinelle e noi certo, noi faremo le sentinelle. Ci auguriamo che possa essere un'opposizione costruttiva, ovviamente. Augurandoci che possa essere un'opposizione Callipo ha parlato di opposizione costruttiva. Assolutamente sì, no? Penso che saremo lì la Calabria ha bisogno a verificare sui problemi. La Calabria ma che ci possa essere collaborazione, anche suggerimenti, istanze che possono provenire dal centro-sinistra, che ovviamente se vanno a favore, diciamo, dei calabresi della Calabria, che intanto c'è verranno bisogno anche certamente di una pacificazione sociale, nel senso che non credo che ci sia. Per molto tempo il clima politico all'interno della regione Calabria è stato teso, nel senso ma la campagna elettorale mi pare che non si sia... è necessario ripartire a bocce ferme. Ma mi pare che la campagna elettorale non mi pare si sia sviluppata su temi della conflittualità tra le forze politiche, è stata forse la meno conflittuale degli ultimi anni. Uno tra tutti dei problemi a cui tengo particolarmente, al di là di destra e sinistra, è quello della sanità. La sanità è un problema atavico della nostra regione e qui negli ultimi anni, l'ho detto... Io ci metterei il lavoro pure. Lavoro, sanità ci mancherebbe altro, però nel front office del cittadino che va nella struttura e non ha la risposta adeguata al suo problema di salute, noi abbiamo una emergenza che è quella dell'organizzazione della sanità. La sanità in Calabria è un autobus senza autista, nel senso che per anni non abbiamo avuto una guida certa che potesse dare delle certezze. Anche qui diciamo l'eredità. Ma non sto parlando, attenzione, stiamo parlando per anni, di quello non solo di centro-sinistra. Parliamo di Scopelliti, parliamo di Oliverio, parliamo degli anni in cui purtroppo la sanità è andata in piedi. Diciamo che il dato inconfutabile è che il commissariamento della sanità da ormai quasi 10 anni ha prodotto solo un grande aumento del debito sanitario, non ha migliorato la qualità della sanità in Calabria, ha portato alla chiusura di ospedali. Con il lavoro, la vera sfida è quella, speriamo che possa esserne investita anche direttamente la Santelli. Con il lavoro, dove in campagna elettorale... Oggi c'è la possibilità che i governatori possano essere... I governi precedenti non l'hanno ascoltato, le lamentele calabresi, no? No, le istanze che arrivano dalla Calabria non sono state ascoltate, la Calabria non è stata presa in considerazione. No. Diciamo perciò dicevo, la non forza anche del partito di Oliverio sicuramente per lui è stato un danno, no? Perché lì oltre il problema della sanità, il problema del lavoro che il direttore prima diceva, io in campagna elettorale ho letto sui media una lettera di una giovanissima ingegnere che ha mandato in Calabria diversi curriculum, non è stata mai chiamata, poi è partita, è andata a Londra, in una settimana ha avuto oltre 50 offerte di lavoro. Questo è il tema in cui siamo relegati come Calabria. Quotidianamente ci sono le nostre città che si esplorano, particolarmente i comuni quelli un po' più isolati, dove i giovani e anche i meno giovani vanno via, poi magari scopriamo che i migliori medici, i migliori professionisti sono calabresi e magari guidano reparti, regioni dove la sanità magari funziona. Quindi credo che bisogna puntare intanto sulla realizzazione anche delle nuove infrastrutture, lì
bisogna partire anche in fretta, e poi anche nel far rientrare questi grandi professionisti calabresi, potrebbero essere messi alla guida di reparti che poi se... Non dimentichiamo che in Calabria noi abbiamo dei talenti. Quando poi andiamo a ricoverarci fuori, lo sappiamo, il costo triplica. Anche sei lì. Fiducioso nel percorso? Sono fiducioso, sono sicuro che non sarà semplice. Il mio augurio è che si possa, ripeto, partire dalla politica per quanto riguarda la gestione del precedente non mi pare ci voglia molto. Sono convinto che sicuramente si dovrà fare molto meglio di quello che è stato fatto finora. Io poi voglio dire, sono fiducioso perché le regioni a noi vicine, la Puglia, voglio dire anche la Basilicata, negli ultimi anni sono cresciute, no? In molti settori, nel turismo, quindi alla fine queste risorse sono riuscite a spenderle meglio di noi. Ci sarà un motivo se 20 anni fa dalla Puglia venivano in Calabria, oggi rispetto soprattutto al turismo c'è stata un'inversione. Quindi quando si lavora i risultati ci sono, poi chiaramente non è semplice. Però... Intanto aspettiamo la formazione della Giunta, le scelte che farà il Presidente, li giudicheremo quando saranno in campo. Io sono anche d'accordo rispetto al ritorno della politica rispetto ai tecnici, e quindi su questo c'è un momento di condivisione rispetto a questa cosa, però è chiaro che sui grandi problemi che ha la Calabria è necessario avere una giunta competitiva e una giunta capace e efficiente di affrontarli. Aspettiamo che la Presidente Santelli metta in campo e disegni questa nuova compagine di governo. Con grande speranza. Perfetto, io vi ringrazio per essere stati con me, me, vi auguro buon lavoro in Consiglio regionale e abbiate, come dire, sempre un occhio attento a quella che è la realtà di questa nostra regione. Ascoltare è il presupposto fondamentale per essere dei buoni amministratori. Se non si ascolta, se non si percepisce quello che c'è nel territorio, difficilmente si possono assumere determinazioni che sposano le aspettative dei cittadini. Grazie. Ci vediamo domani, arrivederci.